Nomadi in Sardegna, grande giornata quella che si prospetta quest'oggi a Mamojada. Beh, io me lo auguro, ma senz'altro è così, non penso che sbagli. Questa serata insieme agli Stentales? Beh, appunto per quello che non sbaglia. Nomadi e Stentales per non dimenticare, o meglio, per continuare a sognare. Grazie. Un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre ancora non può essere l'età. Il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Questa è una domanda che mi faccio spesso anch'io, perché non è... Penso che siano insostituibili, non perché non ce ne siano di bravi adesso, ce ne sono senz'altro, per carità, ma tu hai detto una cosa prima, nel senso della semplicità di queste cose qua. Adesso il mondo è cambiato e ti fanno vedere che non devi essere più semplice, che devi essere in un altro modo, quindi è un ricambio che non ci sta. Più forte. Tanti concerti, tante tour anche in Sardegna. Sì, beh, Sardegna, da quando ho iniziato a suonare sono venuto in Sardegna. Ho cominciato nel 66 e abbiamo smesso un anno solo quando è scomparso Augusto. Per cui diciamo che, non so, fai i conti te degli anni, noi tutti gli anni i nostri 5, 6, 7 concerti in Sardegna li facciamo. Abbiamo tanti amici, tante persone che ci vogliono bene, noi ci troviamo da Dio, per cui meglio di così. Per non dimenticare, ciao, grazie a tutti! Seguire da queste parti è come dire la sorte. Sai, il tempo è scivolato via, ma non è stato tutto inutile. Ancora Nomadi, Danilo con noi, ma dopo tanti anni ancora a Sanremo, cos'è cambiato per i Nomadi? Nulla. Tutto uguale a prima? Assolutamente tutto uguale a prima. Siamo divertiti, ma niente di più. È stata un'esperienza che comunque andava fatta quest'anno soprattutto, però per noi non è cambiato assolutamente niente. Cosa significa far parte di un gruppo mitico come quello dei Nomadi? Bisognerebbe provare, anche perché vabbè, è un grande piacere, però c'è sempre tanto da fare, tanto da imparare, perché proprio per il fatto che si lavora tantissimo, si gira tantissimo, se pensi di aver trovato il punto massimo della tua vita o della tua carriera o della tua bravura, è finito lì. Quindi ogni giorno c'è da lavorare, ogni giorno c'è da imparare qualcosa di nuovo. Io voglio solo che arrivi il sangue al cuore, voglio un sole che arde in mezzo al cielo, io mi voglio scappare, voglio stare con te, il mondo sa dov'è. Perché tante date?
perché tanti concerti in tutto l'anno per i Nomadi? Ma perché alla fine poi la dimensione dei Nomadi è quella di suonare dal vivo, più che fare magari lunghe sedute di studio per fare i dischi o queste cose qua, noi ci dobbiamo andare Una domanda, ti fai una domanda a Danilo? Lui. E cosa gli fai? Cosa gli chiedi? Cosa gli chiedi? Cosa ne pensa di Eros Ramazzotti? Vabbè, non è una domanda, credo. No, io adoro Massimo Bubola. Se ci siamo. Ascolta, quanti anni è che ormai fai parte dei Nomadi? E questa è la 14ª tournée. 14ª tournée, quindi 14 anni insieme ai Nomadi. Cosa è cambiato della tua vita? Perché sai, poi prendere il posto in qualche modo di Augusto credo sia stato un po' gravoso per te, ma insomma è un grande successo. Ma è andato, sai che cosa? Ho avuto, si può dire, un gran colpo di culo, perché alla fine un po' di incoscienza ci vuole. Quando mi proposero questa cosa qua avevo 28 anni, se non mi ricordo, 27. E quindi lo fai perché sei incosciente. Adesso sono 41, ci penserei su di più, perché non è stato facile, però ho avuto la fortuna di avere tanta gente intorno che mi ha dato una grossissima mano. Quindi il merito non è mio, ma va diviso fra centinaia di migliaia di amici dei Nomadi in tutta Italia. Ognuno di noi ha portato un tassellino, un piccolo peso, tutti insieme. Bravo Danilo, ciao. A voi, grazie. Non guardo, non sento, non parlo perché è chiuso e aperto il mio posto dove lo spazio, il silenzio, l'assenza mi sei.